Buongiorno, benvenuti. Mi presento, sono Diego De Carli, mi occupo della comunicazione del FAI per il Nord-Est. Questa è un'occasione meravigliosa, presentare le aperture delle giornate di primavera del FAI qui a Venezia è veramente una cosa fantastica. Credo che ci sia stata anche molta difficoltà nel scegliere i beni, perché Venezia è uno scrigno di tesori inenarrabili. A favore dei colleghi che sono in sala dico che poi li raggiungo per raccogliere i dati. Come dicevo, una presentazione, quella di Venezia, che segue quelle fatte nei giorni scorsi a Padova e a Treviso, e io do subito la parola alla dottoressa Cavinato. Prego. Buongiorno a tutti, benvenuti a Palazzo Ferrofini. Ringrazio voi per essere qui presenti e gli organizzatori del FAI che hanno voluto condividere questo momento così importante. Sabato 22 e domenica 23 marzo si svolgeranno le giornate FAI di primavera, un evento importantissimo che ogni anno apre ai luoghi straordinari del patrimonio culturale e paesaggistico italiano. Un'edizione che quest'anno assume un valore ancora maggiore, visto che quest'anno appunto si celebrano i 150 anni dalla fondazione, i 50 anni dalla fondazione del FAI, nato nel 1975 per volontà di Giulia Maria Crespi, Renato Bazzoni, Alberto Predieri e Franco Russoli. Una fondazione che in Italia da mezzo secolo si impegna nella tutela e valorizzazione del patrimonio e che proprio per questo noi tutti stimiamo ed apprezziamo. Le giornate FAI rappresentano un momento di crescita educativa e culturale, un percorso di crescita che coinvolge associazioni, istituzioni e enti pubblici e privati. L'obiettivo è sempre solo uno: riconoscere il valore del nostro patrimonio culturale, sostenerlo e promuoverlo. Per questo motivo le giornate FAI di primavera sono così importanti. L'evento permette di accedere a luoghi normalmente chiusi al pubblico, spesso poco conosciuti ma di straordinario valore. La nostra provincia, la mia provincia di Padova, come sappiamo, esattamente come il Veneto e tutta Italia, sono ricchi di questi edifici. Mi permetto una divulgazione. Il prossimo weekend, la giornata FAI della domenica, si svolgerà in concomitanza con un altro importante appuntamento, la giornata dei Colli Veneti. La legge regionale 25 del 2021 ha infatti istituito la giornata regionale per i Colli Veneti, la prima domenica di primavera, per promuovere iniziative di valorizzazione del patrimonio paesaggistico, naturalistico e ambientale delle colline del Veneto. Uno strumento legislativo per diffondere la cultura e le tradizioni locali, favorendo uno sviluppo sostenibile del territorio. Nella provincia di Padova questo fine settimana diventa ancora più suggestivo e stimolante, visto che i nostri colli ugani, come ben sappiamo, hanno ricevuto lo scorso anno anche il riconoscimento di riserva Mabunesco. Proprio qui è situato uno dei più bei beni FAI del Veneto, Villa dei Vescovi. Non mi resta quindi che ringraziare tutti, il FAI in particolar modo, invitando tutti i cittadini ad approfittare di questa incredibile occasione di riempirsi gli occhi e il cuore con il nostro straordinario patrimonio culturale. Ora ringrazio e invito qui il dottor Alessandro Armani, responsabile FAI per il Nord-Est. Grazie a tutti. Grazie alla consigliere Cavinato, è un piacere per me essere qua oggi in questo nuovo ruolo di responsabile dei beni FAI del Nord-Est. È la terza conferenza stampa che organizziamo in questi 3 giorni, dopo la provincia di Padova con la citata Villa dei Vescovi, Bene FAI e le aperture della provincia. Ieri presso il comune di Altivole abbiamo presentato le aperture della provincia di Treviso e di Memoriale Brion, che è il Bene FAI di competenza, e oggi siamo in Regione Veneto. È un luogo dove avremmo potuto presentare le giornate FAI di tutta la regione, ci penseremo per il prossimo anno, per oggi siamo qui a presentare le aperture delle giornate FAI del 22 e del 23 marzo della provincia di Venezia, quindi il Bene FAI di competenza, che è il negozio Olivetti di Piazza San Marco, e le aperture che poi vi racconteranno nello specifico gli ospiti che insieme a me sono qua quest'oggi. Prima del mio intervento però penso che sia doveroso dare la parola prima alla Presidente FAI Veneto, Giovanna Rossi di Schio. Grazie. Grazie Alessandro, buongiorno, benvenuti a tutti e a tutti. Grazie all'ospitalità di Palazzo Ferrofini. Un grazie particolare al dottor Valente che stamattina ho osato invitare a casa sua
perché gli ho fatto una piccola corte per poter aprire questo palazzo nelle prossime giornate d'autunno e lo ringrazio pubblicamente per la grande disponibilità. È un'emozione parlare di Venezia e del territorio, una città che il mondo ci invidia, e la possibilità che il FAI ci dà di condividere questa bellezza è veramente una cosa straordinaria. Credo che mai come oggi abbiamo bisogno di fare rete, di dividere e condividere per renderci conto di essere depositari di cose veramente straordinarie che dobbiamo tenere e conservare. Io ringrazio in particolare qui la delegazione di Venezia, tutti coloro che in vari ruoli ricoprono cariche importantissime per la riuscita delle giornate di sabato e di domenica, e auguro a tutti anche di divertirsi, perché questo deve essere lo spirito dell'evento di Piazza del FAI, questa apertura all'Italia, all'Europa, a tutti quanti possono con noi condividere la bellezza, e sono veramente contenta di poter magari fare anche un salto. Poi se ci sarà l'acqua oltre che sotto anche sopra, non sarà quella a fermarci. Buon divertimento a tutti. Grazie Presidente. Allora, il mio è un ruolo più istituzionale quest'anno che di responsabilità sui singoli beni, quindi è ovvio che il mio sguardo va sulle 3 province, va a livello regionale di Triveneto, insomma tra Trentino, Veneto e Friuli. Però oggi è un piacere essere qua. Io racconto sempre che non può esistere il mio lavoro all'interno del FAI senza un rapporto con il territorio che lo circonda, quindi c'è il mondo associazionistico, c'è il mondo culturale e ovviamente l'importante è anche la presenza del mondo pubblico, quindi dalle amministrazioni, mi consento, al comune di Mira con l'assessore più piccole, alle città metropolitane come Venezia, e faccio un saluto ovviamente anche al comune di Venezia che è qui rappresentato, e ovviamente la regione, insomma, in primis la consigliera Cavinato che ci ha permesso di essere qua oggi, però insomma il consigliere Razzolini regionale che è qua tra gli ospiti, la presidente della 6ª commissione Francesca Scatto che ci ha appena raggiunto, che sono tutti amici del FAI. E il FAI vive di questo, vive di relazioni, che è una parola molto importante, quindi le relazioni le si fanno appunto con i nostri volontari, con la rete territoriale. Mi seguirà nel discorso Francesca Barbini, appunto presidente della delegazione FAI di Venezia, i volontari, il mondo pubblico, la sovrintendenza che è rappresentata e ovviamente anche poi coloro che dal punto di vista della stampa ci aiutano a divulgare questi 2 giorni importanti. Abbiamo raggiunto la 33esima edizione delle giornate FAI di primavera, sono 750 luoghi in oltre 400 città italiane, quindi per 2 giorni il FAI scende in piazza, lo fa con le sue aperture, lo fa con i suoi beni, con la differenza che i beni FAI sono visitabili praticamente tutto l'anno. Il caso di Negozio Olivetti, che poi la collega, la responsabile Elena Borghello, che parlerà anche lei fra pochi minuti, è aperto tutto l'anno da febbraio fino al gennaio dell'anno successivo, insomma, quindi c'è l'occasione di visitarlo quasi sempre durante appunto l'annualità. La straordinarietà sta appunto nei luoghi che poi le delegazioni, le reti territoriali aprono in questi 2 giorni di primavera e poi nei 2 giorni delle giornate FAI d'autunno. E qui sono molto contento di essere qui in Regione quest'anno, ringrazio tutti voi che siete qui oggi e auguro delle grandi giornate FAI alla delegazione, al bene FAI di riferimento e ovviamente con un meteo che sta migliorando, quindi lo diciamo subito che ovviamente il giorno che passa migliora sempre di più, quindi ci auguriamo che anche questo sia dalla nostra parte. Quindi grazie e buone giornate FAI a tutti. Passo la parola a Francesca Barbini che vi racconta nello specifico le aperture straordinarie delle delegazioni FAI di Venezia. Grazie. Grazie Alessandro e grazie a tutti. Non vi racconterò nello specifico le aperture di giornate FAI, ma vi invito a venire. E vorrei aggiungere ai ringraziamenti che già Alessandro e la nostra Presidente hanno fatto alla Regione, alle autorità qui presenti, a tutti voi, quelle che io ho l'onore e il piacere di fare, e ringrazio in particolare il Comune di Mira, il suo sindaco, l'assessore Pesce che è qui presente, e la dottoressa Carola Minincleri
Colussi, proprietaria di Villa Moscheni Volpi, una delle nostre aperture, il direttore della sede di Venezia della Banca d'Italia, il dottor Pierluigi Ruggero, qui presente, che è un'altra delle nostre aperture, la dottoressa Giulia Conte, in rappresentanza di Palazzetto Bruzzane e del Centre de Musique Romantique Française, il direttore dell'Accademia di Belle Arti, che spero sia arrivato, un'altra delle nostre aperture, e la sede regionale della RAI. Purtroppo il direttore doveva arrivare ma non è arrivato, è impossibilitato a venire, e per Villa Moscheni Volpi aggiungo il ringraziamento a Michela Guggia della società San Servolo, che generosamente ci offre il parcheggio per accedere alla villa nel comune di Mira. Non potremmo fare a meno di ringraziare Protezione Civile, Croce Rossa, Associazione Nazionale dei Carabinieri e tutti coloro che in questi mesi, e alcuni sono presenti tra noi, ci hanno affiancato nella preparazione. Un ringraziamento speciale va agli studenti che vedremo all'opera nelle giornate e ci aiuteranno a scoprire molti dei beni che apriamo, agli studenti e ai docenti che li hanno guidati nella preparazione a questo impegno importante in questi mesi, e vi assicuro che è un percorso affascinante di studio, di conoscenza e di consapevolezza. E per concludere ringrazio tutti i visitatori che ci verranno a trovare e ci offriranno un contributo durante queste giornate. E questo è quello che noi chiediamo, un contributo che significa partecipazione, condivisione, di un impegno di cittadinanza attiva nei confronti del patrimonio di bellezza che contraddistingue il nostro Paese. Ogni anno devo dire che mi riempie di gioia, di fiducia e di orgoglio vedere quanto l'azione corale di istituzioni pubbliche, di enti pubblici e privati e di cittadini comuni concorra con inesauribile buona volontà all'azione del FAI, che consiste nell'educazione alla difesa dell'ambiente e del patrimonio artistico e monumentale italiano. E questa è la frase contenuta nello statuto della nostra fondazione. E tutto questo si può raggiungere solo con la diffusione della conoscenza di quel patrimonio, che ci conduce inevitabilmente a quel senso di responsabilità e di amore verso i nostri beni che consente la tutela. Grazie a tutti e buone giornate FAI di primavera. Prima di entrare nel dettaglio con l'apertura anche del negozio Olivetti per questo fine settimana, mi farebbe molto piacere che ci facesse un saluto anche Francesca Scatto, presidente della Sesta Commissione della Regione Veneto, che ho avuto il piacere di ospitare nel 2022 a Villa dei Vescovi insieme all'assessore Caner, quindi nel ringraziare nuovamente per essere venuta a trovarci le chiedo gentilmente un saluto. Grazie. Grazie a tutti, grazie alla collega Cavinato per aver organizzato questo momento. Saluto i consiglieri regionali presenti qui a questo evento. Allora, è assolutamente un orgoglio avere qui il FAI, i suoi rappresentanti e chi con tanta passione, perché questa si chiama passione autentica e amore per il proprio territorio e per il patrimonio culturale, ci spinge a fare tutto questo. Allora, come Presidente della Commissione Cultura non posso che esprimere veramente tutta la mia gratitudine nell'apprendere che, è poi cosa
non così recente, ma da qualche anno, quella di far rivestire la veste di cicerone ai nostri studenti. Io penso che non ci sia modo migliore per coinvolgere i ragazzi ed instillare in loro quell'amore per la cultura, perché, come è stato detto da chi mi ha preceduto, la cultura è un qualche cosa che unisce, che si apre, che ci apre al mondo, e quindi questa apertura dei nostri patrimoni, delle nostre ville, non può che essere letta in un contesto veramente grande e armonico tra chi fa cultura, tra chi la insegna, mi riferisco ai docenti, perché guardate, se non c'è questa particolare sensibilità anche dall'altra parte, cioè anche dalla parte dei docenti, noi perdiamo tanto, perdiamo tutto. Io ultimamente sto battendo molto su questa cosa, perché non ci si può improvvisare, deve esserci un percorso, deve esserci un progetto, deve esserci un programma, tutte cose che io vedo realizzate dal FAI, quindi veramente un senso di grande gratitudine e di riconoscenza a tutti voi. Grazie. Grazie alla Presidente Scatto, sono molto d'accordo. Noi abbiamo una grande responsabilità con il progetto Ciceroni, ma anche nel momento in cui andiamo ad ospitare le scuole all'interno dei nostri beni. Noi abbiamo il compito di formare quelli che saranno i cittadini del futuro, quindi è una responsabilità veramente molto importante nei confronti di tutti coloro che vengono a visitare i nostri beni. Io parlo della parte dei beni, ma questo vale anche poi per quanto fa la rete territoriale, che non si limita alle giornate FAI di primavera ed autunno, ma è un percorso che poi durante l'anno è fatto di eventi, di mattinate FAI d'inverno, di mattinate FAI di primavera, è un presidio costante del territorio. Io quando arrivo a gestire un bene FAI, che non è ovviamente quello di Venezia il caso, però è ovvio che cerchiamo di portare un visitatore consapevole, di portare un turista nei nostri territori. L'ho fatto in Trentino, l'ho fatto sui Colli Ugani, dove non abbiamo i grandi flussi di Venezia, quindi non è il compito forse a Venezia quello di creare quell'economia circolare che abbiamo provato a fare negli altri territori più periferici. Venezia non ha bisogno che il FAI porta turisti o visitatori, il nostro compito è farlo invece un racconto, una valorizzazione, un restauro, una cura, una gestione di questi beni in maniera ineccepibile. Quindi questo è il nostro compito quotidiano ed è quello che facciamo al negozio Olivetti di Piazza San Marco a Venezia, che è un bene in concessione da parte di Generali Italia, ed è per questo che chiedo a Elena Borghello, che è la responsabile del negozio Olivetti, se ci racconta le giornate FAI di questo fine settimana. Grazie Alessandro, grazie a voi tutti. Allora, il negozio Olivetti è un bene del Fondo Ambiente Italiano gestito dal 2011 e il progetto risale al 1957, quando è stato Adriano Olivetti in persona a identificare questo spazio come sede di rappresentanza per trasmettere i valori culturali dell'azienda. L'impresa è stata affidata all'architetto veneziano Carlo Scarpa con l'obiettivo di creare non tanto un negozio, quanto più uno showroom, una sorta di biglietto da visita in cui appunto comunicare quello che era effettivamente l'azienda Olivetti. È un bene visitabile tutto l'anno, in quanto proprio bene FAI. In occasione però delle giornate FAI di primavera proponiamo alcune iniziative speciali. In particolare tutti i giorni, sia il sabato sia la domenica, quindi in entrambe le giornate della festività, ci saranno delle visite guidate con diverse tipologie, con diversi focus, per anche rispondere un po' alle curiosità più varie che ci vengono sottoposte dai nostri visitatori. Alle ore 11 e alle ore 17 avremo delle visite focalizzate proprio sull'architettura, quindi si racconterà di quello che era il disegno d'insieme unitario pensato proprio da Carlo Scarpa. Ci sarà un focus anche sui materiali del negozio, pavimento fatto con le tessere di vetro, la scala, l'iconica scala in marmo di Aurisina, per andare poi alla scultura in bronzo dorato di Alberto Viani, tutti gli inserti in ottone, quindi veramente un focus proprio su quello che è il progetto scarpiano. Alle ore 15 invece, sia di sabato che di domenica, avremo delle visite guidate il cui focus sarà proprio Olivetti, in senso che faremo un po' una presentazione di quella che era la figura di Olivetti, quindi è stato appunto il committente del negozio,
e un'introduzione anche a quella che era la politica aziendale dell'Olivetti, molto famosa tra l'altro sia per ad esempio un'attenzione verso il singolo lavoratore, verso il benessere degli operai, ma anche questa ricerca costante della funzionalità legata all'estetica, questo interesse proprio verso il mondo della cultura, verso il mondo appunto della bellezza, da cui poi si spiega anche l'idea di commissionare uno spazio come un negozio Olivetti a un architetto diciamo, di una portata come quella di Carlo Scarpa. L'ultima iniziativa speciale invece ce l'abbiamo alle ore 13, sempre sia di sabato sia di domenica, ed è una visita guidata fatta appunto con la sottoscritta, il cui focus è, oltre a ovviamente presentare quello che è il progetto del negozio, quindi l'architettura appunto scarpiana, anche alcune introduzioni diciamo legate più all'aspetto gestionale di un bene del genere. Ad esempio un focus, anche un approfondimento sulle manutenzioni che noi facciamo, manutenzioni che facciamo alcune ormai ordinarie tutti gli anni, per esempio il restauro del pavimento fatto in tessera appunto di vetro che viene costantemente danneggiato con l'acqua alta. Racconteremo anche alcuni aneddoti che ci tramandano poi gli artigiani che hanno lavorato con lui, quindi avrete modo di scoprire un po' i segreti più nascosti appunto del negozio. Il bene sarà comunque aperto l'intera giornata, quindi dalle 10 alle 18:30, ultimo ingresso alle 18, quindi orario continuato. Si può visitare anche in autonomia e verranno forniti degli opuscoli appunto informativi, didattici e anche delle audioguide in italiano o in inglese. Quindi vi aspettiamo. Allora, a me un penultimo compito, quello insomma di invitarvi a collegarvi al sito giornatefai.it per scoprire tutte le aperture divise per provincia, per regione, per comune. Non c'è l'obbligo di prenotazione, è consigliata per alcune edizioni speciali, le trovate comunque all'interno della pagina di ogni singolo bene. Invece lascio chiudere a Francesca Barbini che fa un rapidissimo elenco di tutte le aperture di Venezia, a cui aggiungo io, insomma anticipo io il negozio Olivetti, così lascio a lei le altre in modo che possiate segnarvele nel caso in cui ve le siate perse durante questo nostro racconto. E intanto grazie. Grazie a te Alessandro. Allora, a Venezia le aperture saranno a Chioggia, Palazzo Grassi, con il Museo Giuseppe Olivi di Zoologia Adriatica, e ringraziamo molto l'Università di Padova e il Comune di Chioggia per averci concesso questo bellissimo palazzo. A Mira, Villa Moscheni Volpi. A Venezia invece l'Ospedale degli Incurabili, ora Accademia di Belle Arti, la Banca d'Italia, la sede regionale della Banca d'Italia, Palazzo Dolphine Manin a Rialto, Palazzetto Bruzzane, Centre de Musique Romantique Française, Palazzo Labia, sede della RAI, e credo di avere così terminato. Sì, sono 6, venite a trovarci. Grazie. Io adesso non so se c'è qualche domanda da parte delle persone in sala a cui eventualmente posso rispondere io oppure le persone che sono qua con me, altrimenti siamo a disposizione terminata insomma la conferenza stampa.